Sì, è la scelta che abbiamo fatto con la discussione in Consiglio nell'ultima finanziaria, lo stanziamento di 1 milione di euro per avviare il progetto preliminare. Bisogna appunto avere una progettazione che ci permetta poi di chiedere quelle risorse adeguate per completare un'opera che ha una priorità, quella di diventare scolo idraulico per il nodo idraulico di Padova, e guardare anche l'opportunità di completare anche quell'opera viaria di viabilità navigabile che è fondamentale poi per quell'economia che guarda dal cuore del Veneto, che è l'interporto di Padova, al porto di Venezia. Ma questa sarà una valutazione che vorremmo affrontare proprio con i sindaci, con coloro che saranno interessati al passaggio di quest'opera, al di là di quelli che sono i dubbi o le criticità che potranno essere messe in risalto da quello che può essere l'apporto appunto di acqua alla laguna, acqua dolce, a quella che è una necessità di dare invece una risposta di sicurezza idraulica, visto anche le valutazioni fatte da esperti come il professor Dal Paus. Quindi su questo sicuramente avremo, appena entro fine anno sarà affidato l'incarico di progettazione dopo il bando a livello europeo che si sta appunto concludendo e che vedrà in una conferenza di servizio tutte le parti interessate che insieme daranno un indirizzo ben preciso per quello che sarà l'obiettivo di un progetto che diventi non solo su carta una progettualità non realizzabile, ma che diventi invece l'avvio di quella che è la concretezza di un'opera che serve a un territorio. Abbiamo richiesto questo incontro perché riteniamo, come d'altra parte il professor Dal Paus ha indicato, l'idrovia Canale Scolmatore una delle opere fondamentali per la sicurezza idraulica del Veneto, in particolar modo di Padova, della Riviera del Brenta e dell'area della Bassa Padovana. Riteniamo che questo progetto, che finalmente sta muovendo i primi passi, debba essere realizzato nel più breve tempo possibile. Ci siamo resi disponibili a ricercare fondi anche nazionali. È necessario che la Regione richieda fondi all'Unione Europea, ma che faccia anche la sua parte. Mi pare che siano abbastanza incoraggianti le promesse che l'assessore Conte ha fatto oggi di fronte alla Commissione. C'è una preoccupazione di alcuni sindaci che è stata espressa, in particolar modo quelli nell'area della laguna. Bisogna dare delle risposte sui rischi di inquinamento, dei riversamenti dell'acqua in laguna e sui problemi che potrebbero riguardare aree lungo il bacino del Brenta, pensiamo al comune di Mira. Detto questo però, questa è un'opera prioritaria, è l'opera prioritaria per mettere in salvaguardia idraulica il territorio del Padovano e della Riviera del Brenta, quindi noi lavoreremo ogni giorno da qui a fine legislatura affinché ci sia un'accelerazione nei confronti di un progetto che è decisivo, importante e ci consentirà forse di non vedere più quello che abbiamo visto nel tragico 2010, 1° novembre del 2010, e che abbiamo rivisto tante altre volte perché le opere realizzate dalla Regione sono state molto a rilento, dobbiamo dirlo.